Allora, abbiamo Jacopo Mariotti, giocatore di Real Follonia, giocatore altissimo come vedete, e niente, purtroppo risultato negativo, ma vendete cara la pelle con tutti, a parte qualche svarione come quell'estate del Castiglione, riuscite a essere pericolosi con tutti quanti. Sì, esatto, secondo me abbiamo iniziato male la stagione, mentalmente e di gioco, ma il gioco viene male secondo me per come ci siamo di testa, però ci stiamo riprendendo, a parte il 9-0 col Castiglione che è da rivedere e abbiamo studiato, secondo me ce la stiamo giocando con tutti, anche oggi è stata una bella partita, complimenti all'avversario che ovviamente se hanno vinto vuol dire che sono stati superiori, però nulla da togliere a noi che ce l'abbiamo messa tutta. Come diciamo sempre, diciamo, la formazione del Follonia è giovane contro delle squadroni come qui lo dice, diciamo, i giocatori di livello di Motaran, insomma, in cui ha avuto tra l'altro qualche screzio finale, che sono insomma, giocatori che hanno giocato 1-1 e hanno fatto il loro. Sì, sì, esatto, a parte gli screzi che secondo me in partita ci stanno sempre, anzi forse è meglio così, vuol dire che c'è agonismo. E per il resto da premiare, ora io sono leggermente più grande di loro, però come età penso siamo la squadra tra le più piccole, se non anche Pumas sono giovani, stiamo facendo un gran lavoro, loro si stanno impegnando tanto, danno retta a quelli più grandi, grandi di poco, però nulla da togliere, siamo un buon gruppo. Va bene, continuate così, complimenti a tutti e per la prossima. Grazie, arrivederci.